Ciao! Oggi vi presento la ricetta del tiramisù, un dolce caratteristico di origine trevigiana. Gli ingredienti che usiamo sono i savoiardi, lo zucchero, le uova, il mascarpone molto freddo, quindi appena preso dal frigorifero, il caffè freddo e il cacao amaro in polvere. Iniziamo suddividendo gli albumi dei tuorli. I tuorli andranno amalgamati con lo zucchero e successivamente con il mascarpone. Invece gli albumi andranno montati a neve ferma, utilizzando un pizzico di sale. Usiamo lo sbattitore elettrico per comodità. Montiamo gli albumi a neve, ho aggiunto un pizzico di sale. Ora iniziamo con i tuorli, aggiungiamo lo zucchero ed amalgamiamo il tutto sempre con lo sbattitore elettrico. Ora aggiungiamo molto delicatamente gli albumi montati a neve. Mescoliamo dal basso verso l'alto. La crema a questo punto è pronta, la conserviamo in frigorifero finché prepariamo i biscotti. Ora iniziamo bagnando i savoiardi nel caffè. Li inzuppiamo un pochino, poi li appoggiamo nella pentola e andiamo a terminare con una pennellata proprio di caffè in modo da non esagerare, quindi da non inzupparli troppo che poi andrebbero a rompersi. Ora prendiamo la crema che avevamo conservato in frigorifero e facciamo un primo strato sopra i biscotti.
A questo punto ultimiamo cospargendo il nostro dolce con il cacao in polvere amaro. Lo passiamo in questo modo, in modo che venga perfettamente distribuito e senza grumoli. Ecco qui, il nostro tiramisù è pronto. A questo punto lo lasciamo riposare in frigorifero dalle 4 alle 6 ore perché gli ingredienti si devono amalgamare il più possibile. Grazie, vi aspetto alla prossima video ricetta. Ciao!